Antonio Massena insieme a Lucia Argano con la casa editrice Titi Villus, al quale siamo legati da tempo e sono contenta di rincontrare Enrico dopo tanto tempo. Leggendo il libro di Antonio, e sono grata di avermi dato la possibilità di presentare il suo libro all'interno appunto di Fondazione AIDA, ho trovato molte similitudini rispetto alla nostra fondazione, ovviamente. È vero, ho anche letto la prefazione ovviamente di Lucio, che per noi è sempre stato una persona di grande riferimento nel nostro settore dello spettacolo e anche un po' il nostro mentore, per cui ringrazio anche Lucio di essere qui con noi, in cui appunto lui dice che questo libro è molto puntuale, molto rigoroso, molto preciso e devo dire che è assolutamente vero. Per cui quando appena l'ho letto io ho ritenuto molto interessante il fatto di dire che questo è uno strumento anche per dei ragazzi che decidono di intraprendere questa professione, perché comunque gli danno degli step, dei percorsi, delle tappe che un organizzatore teatrale comunque deve fare i conti. Per cui io sono molto breve, ringrazio veramente tutti ed è stata anche l'occasione di rincontrarvi dopo un po' e spero di rivedervi dal vivo perché non ne possiamo più di digitale. Quindi Enrico, lascio a te la parola e buon proseguimento. Grazie Mary, è un piacere poter essere qui insieme per presentare uno degli ultimi libri usciti per Titi Villus Mostre Editoria, questo marchio editoriale toscano che fa parte di una compagnia teatrale che si chiama Teatrino dei Fondi, che ha sede a San Miniato in provincia di Pisa e che nel corso di poco più di 20 anni ha collezionato anche un catalogo abbastanza importante, tutto declinato su pubblicazioni legate allo spettacolo dal vivo. Si parla circa di oltre 400 titoli editati in questi anni, svariate riviste, per cui è un progetto che continua nel tempo nonostante le difficoltà che l'editoria incontra, e specialmente quella di nicchia come nel nostro caso, ma che grazie anche all'impegno di teatranti, di studiosi, di osservatori attenti e qualificati, riesce a produrre dei libri che sono di interesse generale per chi si occupa di questo settore e che soprattutto, secondo me, costituiscono anche un patrimonio che viene lasciato alle nuove generazioni, a tutti coloro che quel teatro magari non hanno avuto l'opportunità di vederlo in prima persona, ma di cui ne restano testimonianza all'interno di questi libri. E all'interno della collana Altre Visioni, che è la collana dedicata alla saggistica e alla storiografia, è uscito appunto il libro di Antonio Massena, Memorabilia, che vi vado a mostrare, e che ripercorre la sua esperienza con il Teatro Luogo dell'Aquila, un'esperienza significativa che ha caratterizzato quei territori avendo anche un'identità forte a livello nazionale. Quello che Antonio Massena ha fatto nel corso di tutti quegli anni rappresenta sicuramente l'impegno concreto a favore della cultura, dello spettacolo dal vivo, anche in territori più periferici rispetto ai grandissimi centri urbani. E che quindi dal mio punto di vista è un passaggio fondamentale di quella diffusione e disseminazione culturale che rappresenta una buona pratica per tutto il nostro territorio. Il libro, fra l'altro, si impreziosisce anche della presentazione di Lucio Argano, che dall'alto, insomma, della sua capacità di osservazione, che conosce molto approfonditamente, no? Sia l'esperienza di Antonio Massena, ma in generale del teatro italiano, riesce a contestualizzare benissimo questa esperienza che adesso avremo modo di
approfondire, di scoprire proprio dalle loro parole. E per cui con grande piacere vi saluto e vi passo la parola. Bene, grazie. Allora, ciao a tutti quelli che sono, tutti e tutte che sono collegati. Beh, anche per me è un grande piacere. Lo è stato fin da quando Antonio mi ha telefonato e mi ha detto, sai, io mi sono messo qui a scrivere di quello che è stato, di quello che ho fatto. E mi piacerebbe se tu dai uno sguardo e scrivi due cose sopra. E quindi mi mandò il suo manoscritto ed è stato, come dire, veramente illuminante. Non solo perché, insomma, io il lavoro di Antonio, il lavoro di Teatro Uovo ovviamente lo conoscevo, ma perché è stato un testimoniare. E quindi ci siamo detti, in questa presentazione facciamoci una chiacchierata, no? Facciamo in modo praticamente di far uscire fuori quello che in qualche maniera lui ha saputo descrivere in una forma anche, secondo me, dal punto di vista proprio, diciamo, di scrittura molto, molto originale, molto particolare. Io sono contento poi che sia pubblicato da Titi Villus, perché vedo anche che non solo si parla poco di teatro in generale, nel dibattito culturale, ma si scrive anche poco e si scrive anche poco di politica culturale. E quindi, come dire, l'attività che fa questa casa editrice e la fa dal dentro del mondo del teatro. La fa in maniera pionieristica, continua, sperimentando e proponendo, tra l'altro con una veste grafica bella. Un libro, sono libri che si leggono piacevolmente, al contrario di altri che è faticoso anche tenerli aperti, ma lasciamo perdere. E quindi ancora di più il contributo, il lavoro che ha fatto Antonio, insomma, si arricchisce, no? Diventa ancora più prezioso. Quindi, Antonio, io guarda, comincerei proprio con farti una domanda proprio assolutamente di start. Ma qual è stato l'innesco a scintilla? Cioè, che cosa ha acceso il progetto di un libro che tra l'altro ha un titolo denso, Memorabilia? E siccome tu parli di furore, proprio nella prefazione, no? Con cui ti sei lanciato in questo intento, ecco, cosa ha portato a questa scelta? Inizialmente diciamo che c'è stata da parte mia, scusate, prima di ogni cosa devo ringraziare gli ospiti, Fondazione AIDA, l'editore Enrico Falaschi che ha creduto, e la Titi Virus che ha creduto in questo progetto, e a Lucio Algano che chiaramente ha fatto una presentazione. Io invito tutti a leggerla perché è un passaggio fondamentale di quello che è la storia dal punto di vista del teatro, dal punto di vista organizzativo e manageriale. Dunque, ritornando al libro, ci ho messo un bel po' di tempo nel pensarci, nel senso che avevo una sorta di pudore nel raccontare alcune cose. Però poi alla fine ho detto, deve rimanere una memoria, devono rimanere delle memorie di quello che in quasi 40 anni il Teatro Nuovo ha rappresentato, ha costruito. Deve rimanere una memoria del suo progetto artistico, deve restare traccia scritta, perché specialmente in questo momento del digitale, cioè io adoro ancora la carta, adoro il cartaceo, non rinnego quella che è la parte digitale, assolutamente, cioè, però ho ancora bisogno di sentire fra le mani lo spessore delle pagine. E inizialmente c'è stato davvero, questo è un progetto che io ho cullato dentro di me dal 2014 fino agli inizi di marzo dell'anno scorso, quando mi sono messo lì e devo dire in pochissimo tempo, in 3 mesi l'ho buttato giù. Certo, poi c'è voluto tutto il lavoro della editor, c'è voluto il lavoro di revisione e via dicendo. Però sono riuscito, cioè mi è venuto di getto.
E non ho neanche pensato a come scriverlo, non è il mio primo libro, ne ho scritti tanti, ma anche su altri argomenti. Di politica teatrale ho partecipato ad alcune scritture, però questo era dentro di me e ho detto devo lasciare una memoria, una traccia scritta e che quanto l'uovo ha fatto in questi 37 anni, il suo progetto artistico, rimanesse e ne rimanesse una memoria tangibile. Ho tentato di mettere insieme, spero di esserci riusciti, il racconto in maniera giornalistica, ma non solo, nel senso che avevo bisogno di sentire dentro, cioè, questo furore, questa voglia di raccontare senza cercare di dimenticare qualcosa e soprattutto senza barriere. Nel senso, ho detto, devo sentirmi libero di scrivere questa storia così come è stata, senza dimenticare nulla, sia gli aspetti negativi che quelli positivi, sia le ingerenze politiche che di chi ci ha aiutato a crescere in questi anni. Di questo che è stato un progetto che secondo me, almeno in Abruzzo, di questo ne sono certo, è stata una anomalia. Beh, in effetti, leggendo il libro, che tra l'altro è scritto con grande attenzione ai particolari, addirittura date, documenti, cioè c'è un'attività documentale importante. Ha una struttura interessante perché è una struttura fatta di percorsi intrecciati tra di loro. Il primo è quello della tua storia professionale, no? Che è narrata in prima persona. Tra l'altro, la cosa che mi ha fatto un attimo sorridere, mi ha fatto ricordare il film, non so se lo ricordate, Sliding Doors, Sì, quando praticamente racconti che eri destinato a fare il biologo statistico, no? E sì, poi, come è dire, vero. accadono delle cose e a un certo punto, come dire, la deviazione, la biforcazione è un'altra. Poi c'è un secondo percorso che è naturalmente il percorso centrale in qualche modo, che è il percorso di Uovo, e poi c'è un resoconto importante in più di quasi 40 anni di politica culturale e teatrale di un territorio, di una città o di non politica, ma insomma adesso magari ne parleremo, e sullo sfondo di questi tre percorsi c'è in qualche modo anche una narrazione delle dinamiche generali del teatro italiano, quindi delle evoluzioni, contraddizioni, eccetera. Allora io ti chiederei proprio, partirei dal percorso che è in qualche maniera un po' centrale, no? Che è quello che volevi raccontare e che è anche nel titolo. Uovo Teatro. Tu ne racconti un po' le evoluzioni e lo fai attraverso anche le persone, i fatti, le poetiche. Ecco, mettendo insieme tutti questi tasselli, cosa è stato Teatro Uovo? Cosa restituisce il libro alla fine, diciamo, di questa narrazione? Il progetto dell'uovo è un progetto che nasce da diciamo, dalla voglia di tre persone essenzialmente che si sono incontrate in maniera non del tutto casuale, perché Antonio Centofanti e Maria Cristina Giambruno, che sono stati i miei compagni di viaggio per tutti questi anni, io li ho conosciuti quando pensavo di fare il biologo, nel senso che li ho conosciuti all'interno dei gloriosi teatri universitari che erano in quegli anni una forza, devo dire anche abbastanza dirompente del teatro italiano, perché in quegli anni si era cominciato a parlare di ricerca, si era cominciato a parlare di sperimentazione. Mi ricordo alcuni festival che organizzammo all'Aquila del teatro universitario in cui c'erano una serie di soggetti importanti a livello europeo e a livello anche mondiale che hanno partecipato a questi festival, e lì ho cominciato a conoscere, ad appassionarmi del teatro. E man mano, diciamo che la mia prima strada, quella del biologo e dello statistico,
per tutta una serie di motivi che poi leggerete sul libro, ma che in questo momento non sono importanti, è stata abbandonata perché ho sentito il bisogno di lavorare su un progetto comune che avesse qualcosa da portare avanti e che avesse qualcosa da ricordare negli anni. Perché dico che è un'anomalia? È un'anomalia perché rispetto a tutti gli altri, a tutte le altre associazioni, a tutti gli altri enti che c'erano in quegli anni e che tuttora alcune di queste ci sono, parlo nel campo della musica, del teatro e poi negli ultimi anni anche della danza, ma specialmente nel teatro e nella musica di quegli anni, diciamo che c'erano dei personaggi che hanno inventato e costruito in questa città dei soggetti teatrali e musicali come la Società dei Concerti, come l'Istituzione Sinfonica Abruzzesi, i Solisti Aquilani e tanti altri ancora, il circuito teatrale, l'ATAM, che oggi non c'è più, ma che all'epoca era uno dei maggiori, forse era il maggiore circuito teatrale nazionale. Ma tutti questi nascevano da un input politico, cioè era una cosa che nasceva da personaggi che erano strettamente correlati alla politica di quegli anni, personaggi straordinari, personaggi come Luciano Fabiani, come Nino Carloni, come Peppino Giampaola, che comunque Enrico Centofanti, che provenivano da un vissuto politico e che hanno trasformato questa loro storia in queste straordinarie avventure teatrali e musicali. Noi invece non appartenevamo a nessun, non provenivamo da un'esperienza politica. Attenzione, in questo caso non parlo di politica ma di partiti. All'epoca i partiti dominanti erano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e poi il Partito Socialista, che muovevano un pochino le carte. Noi venivamo da un'idea politica, non da un'idea partitica. Noi provenivamo da un'idea che era quella di quegli anni, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, nei quali la politica, quindi il modo di relazionarsi con il pubblico, ma di relazionarsi anche con la società, aveva una relazione molto forte e molto presente. Però eravamo anche sullo stesso piano, non dico invisi dagli altri, ma eravamo sopportati. Ma di questo ce ne siamo fatti una ragione, lo sapevamo sin dall'inizio, sapevamo che dovevamo combattere con le armi che avevamo noi e che erano delle armi che avevano al loro interno un grande progetto artistico, era un progetto artistico che abbiamo portato avanti e che si è evoluto in questi anni, perché dal Teatro Ragazzi, che è stata la nostra primigenia, diciamo, attività, ci siamo poi evoluti nel teatro tout court. Non dimenticandoci mai, due sono gli assunti che io racconto nel libro e che poi sono stati anche assunti diciamo che hanno avuto un riscontro con alcuni personaggi, che il teatro è teatro, cioè non c'è distinzione dei generi. I generi, specialmente in quegli anni, erano stati forse inventati dal sistema per avere una compartimentazione, quindi il teatro ragazzi, la ricerca, la stabilità pubblica, le grandi compagnie di giro, gli stabili privati che sono arrivati dopo. Ma il pubblico è uno solo, il pubblico è un pubblico di ragazzi o un pubblico di adulti, quello che ha valore è quello che tu porti sulle tavole di un palcoscenico e il pubblico ti applaude se il progetto che tu porti ha un valore oppure non ti applaude se quello che porti sulla scena non ha nessun valore. Quindi questa è l'anomalia che noi abbiamo rappresentato nel sistema, sicuramente nel sistema regionale. Nel sistema nazionale c'erano degli altri esempi di questa attività che era nata spontaneamente dall'idea di alcuni. Sì, è vero, soprattutto rispetto al riscontro, alla considerazione, alla stima, diciamo, del sistema nazionale. Ma infatti nel libro emerge questa dicotomia dal punto di vista della relazione, cioè la relazione di uovo con la città è una relazione fertile, è una relazione viva, vivace,
è una relazione che si declina anche in attività che vanno, per esempio, a soggetti svantaggiati, no? Penso al rapporto con il carcere, ma tantissime altre cose che nei vari episodi, diciamo, che vengono narrati poi sono più estesamente raccontati. E dall'altra parte, invece, diciamo, un rapporto più faticoso con le istituzioni. Ecco, che tra l'altro è anche rivelatore, no? Di una certa indeterminatezza o comunque di un variare delle politiche culturali o teatrali, eccetera. Ecco, cosa ha creato? Anzi, la domanda è doppia. Cosa ha favorito questo, diciamo, questo rapporto fertile con la città, con i cittadini, all'inizio anche con le scuole, il mondo delle scuole, eccetera? E cosa invece ha generato quei corticircuiti anche con richieste molto spesso inevase, come dire, con l'indifferenza, no? Che qualche volta invece ha, come dire, connotato un po' di più i rapporti istituzionali. Il rapporto con la città, il rapporto anche poi con la regione è nato proprio sulla modalità del nostro fare. Noi abbiamo sempre cercato di lavorare sul quotidiano, ma con un'idea di progetto che fosse un progetto che poteva andare avanti anche negli anni. Quindi tutto il nostro impegno, che ne so, ad esempio all'inizio nel teatro scuola. Vi dico che nel teatro scuola all'inizio era molto difficile, le scuole erano dei mondi chiusi e non accettavano quello che veniva dall'esterno, cioè il teatro era visto anche come qualcosa che poteva turbare, diciamo, la relazione quotidiana scolastica. Per fortuna nel nostro cammino abbiamo incontrato all'epoca, i famosi direttori didattici, ne cito due nel libro, che sono il direttore Domenico Di Giacomo e il direttore Ezio De Angelis, che ci aprirono le porte e ci fecero entrare all'interno delle scuole con dei progetti, con dei laboratori che sono andati avanti per tantissimi anni. La stessa cosa poi è successa anni dopo, quando l'uovo era già strutturato, quindi avevamo già, diciamo, fatto il grande lavoro che è quello del Teatro San Filippo, ma di cui ne parleremo dopo, il rapporto con il carcere. Cioè, quello con il carcere è stato per noi la rivelazione di un mondo sconosciuto, ma che abbiamo fortemente conosciuto. Noi abbiamo cominciato a lavorare all'interno del carcere con i minorenni, quindi con quello che all'epoca all'Aquila era l'istituto penale per i minorenni, che oggi non c'è più. E vi devo dire che il lavoro con i minorenni all'interno di una struttura chiusa come il carcere, quindi un luogo di detenzione, è stato molto più difficile che quello con gli adulti. Nel senso che con i minori ristretti, per tutta una serie di motivi, cioè farli interessare al teatro, al laboratorio teatrale, era molto più complesso che con il carcere, diciamo, del carcere adulti. La nostra fortuna è che sul nostro cammino abbiamo incontrato delle persone straordinarie. Ad esempio, per quanto riguarda il carcere, abbiamo incontrato il direttore di allora, che ha diretto il carcere fino a dopo il terremoto dell'Aquila, che è Tullio Scarsella, con il quale abbiamo fatto dei progetti straordinari. Abbiamo avuto la forza insieme a lui, ricordo 2 episodi di anni e anni di lavoro, e fra questi uno è quando riuscimmo a portare, mi pare se non erro, 18-20 detenuti al Teatro San Filippo per fare uno spettacolo. Ed era uno spettacolo, non era i detenuti che si esibivano e quindi il pubblico li vedeva così con un occhio bonario. No, era uno spettacolo vero, con la regia di Maria Cristina Gianbruno, ed era uno spettacolo che aveva al suo interno, nelle sue varie componenti, sia attoriali che tecniche, di attori professionisti e di attori detenuti. E il secondo step importante di questo progetto è stato quando per quasi 2 anni abbiamo impiegato, grazie alla volontà e alla forza di Tullio Scarsella,
2 detenuti che hanno lavorato in una nostra produzione, che è stata L'Antro degli Orrori, e che non hanno lavorato solo all'Aquila, li abbiamo portati anche in tournée. Quindi diciamo che l'incontro e i nostri progetti sono andati avanti perché abbiamo trovato, ma li abbiamo anche cercati, delle figure straordinarie che facevano parte della società civile. Un po' diciamo faticoso, molto più faticoso è stato all'inizio e poi nel corso degli anni il rapporto con l'istituzione, quindi con diciamo le istituzioni politiche, le istituzioni cittadine. E questo perché proprio, come dicevo all'inizio, ci vedevano come un'anomalia, nel senso che negli anni siamo riusciti ad andare avanti utilizzando sì il denaro pubblico, ma il denaro pubblico non era la parte principale delle nostre risorse per portare avanti un progetto. Noi abbiamo sempre cercato di gestire quello che è stata l'attività dell'Uovo e l'attività del Teatro San Filippo in maniera in cui le risorse pubbliche fossero quasi equilibrate da quelle private, quindi da quelle che provenivano dai progetti, quelle che provenivano dall'attività di produzione, quelle che provenivano dai laboratori. Quindi questa era l'anomalia che un po' ci ha fatto entrare e ci ha cortocircuitato con il pubblico. Ecco, infatti l'hai citato, no? Il San Filippo. Diciamo che il San Filippo è un altro grande protagonista del libro, però che in qualche modo richiama a una problematica che tu fai trasparire un po' nei vari fatti, cioè il tormentato problema degli spazi culturali in città, no? Anche non solo diciamo rispetto al teatro, ma penso anche all'auditorium, insomma, penso a tutti i vari luoghi e anche le varie vicende che ci sono state. Ma intanto va ricordato che l'Uovo fece anche questo atto di coraggio, non riuscendo ad avere i contributi per il recupero e la riqualificazione, fece da solo, no? Fece sostanzialmente un'operazione ardita per quel periodo. E ecco, forse ci puoi raccontare un po' cosa ha significato, poi naturalmente si arriverà al sisma e quindi a quello che è successo nel 2009. Tra l'altro mi colpì molto mentre leggevo quando racconti che nell'89 saltò il riconoscimento della stabilità e quindi tu ti arrabbiasti e hai cercato l'allora direttore generale, che era Carmelo Rocca, no? Il quale ti trovò, come erano abituati a fare, un escamotage rilanciando l'anno dopo. Quando lui venne per il convegno dell'Elart di Grieco, l'hai portato al San Filippo e lui disse: scusami, non avevo capito. Ecco, allora, se ci puoi raccontare, perché io penso che il San Filippo merita veramente Sì, un racconto, no? Ecco. allora, brevemente poi diciamo che la storia è raccontata, spero bene nel libro. Il San Filippo per noi è stata una scommessa e una necessità. È stata una necessità di avere un luogo, una casa, come io la chiamo, un luogo dove continuare la nostra esperienza artistica, ampliarla e avere la possibilità di fare anche quel salto di qualità da compagnia itinerante a teatro stabile. Di innovazione, chiaramente, come si chiamava allora, all'epoca si chiamavano centri di teatro ragazzi, e guarda caso oggi siamo ritornati diciamo al concetto di centro di produzione teatrale, quindi si è partiti dal centro e si è ritornati al centro. Per noi l'Uovo è stato il Teatro San Filippo per l'Uovo è stata una scommessa. Mi ricordo davvero come fosse oggi il mio primo incontro sulla tematica del Teatro San Filippo, perché non dimentichiamoci che in quegli anni, quando noi abbiamo ristrutturato il Teatro San Filippo, il Teatro Comunale era chiuso. Il Teatro Comunale era stato chiuso per tutta una serie di motivi sulla questione della sicurezza,
e si pensava che il teatro sarebbe stato riaperto nel giro di un anno, invece passarono oltre 5 anni. In quegli anni l'auditorium era l'auditorium della Società dei Concerti all'interno del castello, comunque uno spazio piccolo e dedicato ai concerti dove non si poteva assolutamente fare teatro. Ci fu l'esperienza del Teatro Sant'Agostino dell'ATAM, che fu rimesso in piedi anche questo in una chiesa sconsacrata da parte dell'ATAM e che ebbe la funzione di ospitare tutta una serie di spettacoli, diciamo, serali per circa 2 anni, 2 anni e mezzo. Io su questa cosa mi ero impuntato, perché nei vari giri con il sindaco, gli assessori, ne avevo viste parecchie. La differenza qual era? Che il Sant'Agostino non era di proprietà dell'amministrazione comunale, il Sant'Agostino era di proprietà della Curia, mentre il teatro la chiesa di San Filippo, scusatemi, poi è diventata teatro, era di proprietà dell'amministrazione comunale. Noi chiedemmo al sindaco, ma facciamolo lì il teatro invece del Sant'Agostino. Il sindaco disse, no, lo faremo al Sant'Agostino. 2 anni dopo sono ritornato alla carica, andai dall'allora sindaco Enzo Lombardi, gli dice: sindaco, ci devi dare il teatro e devi trovare i soldi per ristrutturarlo. Lui disse: guarda, assolutamente no, l'amministrazione comunale si è già impegnata per rimettere a posto il teatro comunale, non ha disponibilità di risorse. E andai via. Ritornai dopo 2 o 3 giorni e lo dico nel libro, come un folle gli dissi: sindaco, ti faccio una proposta. Allora, tu ci dai in gestione lo spazio così com'è e noi troviamo i soldi per rimetterlo a posto, senza avere la minima idea di dove andarli a trovare questi soldi, perché davvero non sapevo come trovarli. E il sindaco mi disse: d'accordo, accetto la sfida, però non venire a piangere e a chiedermi dei soldi durante i lavori di ristrutturazione. Trovateli, cercateli, ma dalla parte dell'amministrazione comunale non ci sarà una lira, perché proprio non perché non te li vogliamo dare, non ci sono. E si va bene, accetto la scommessa. Questo succedeva a luglio fu siglata la convenzione, i lavori cominciarono a dicembre e io l'unica certezza che avevo all'epoca, ma non ne avevo la certezza, cioè l'unica possibilità, non la certezza, era quella di utilizzare una parte dei fondi FUS, quindi della legge istitutiva del FUS, che in quegli anni erano stati dirottati. C'era un articolo che prevedeva una serie di risorse per la ristrutturazione degli spazi teatrali e la messa in sicurezza. Contributi in conto capitale, no? E in conto capitale. Ma la chiesa di San Filippo non era non era il teatro comunale, non era un altro teatro, una sala da concerti, però per fortuna riuscì a scovare tramite la SIAE tutta una serie di spettacoli, perché lì c'erano stati fatti degli spettacoli in maniera provvisoria, erano stati fatti dei concerti, per cui ebbi questa certificazione e feci la domanda all'epoca alla direzione generale, al Dipartimento dello Spettacolo su questa, e presentai progetti, presentai tutto quanto e il finanziamento ci fu, e fu un finanziamento a fondo perduto degli allora preventivati 420-400 milioni di lire, che all'epoca erano tantissimi soldi, solo che questi soldi, che questi sono stati gli unici soldi pubblici che sono arrivati sul San Filippo, quindi circa la metà di quello che serviva, sarebbero arrivati a conclusione dei lavori e a conclusione della rendicontazione con tutto quanto il pagato, quindi comunque dovevamo trovarli e quindi questi soldi bisognava trovarli. Come abbiamo fatto? Aumentando il nostro lavoro, aumentando la produzione degli spettacoli, vendendo gli spettacoli, inventandoci laboratori, ma soprattutto quello che è stato l'impegno dei soci dell'Uovo, che è stato quello di dire: rinunciamo a 1 anno e mezzo di stipendio, perché tanto fu, pagheremo i contributi pubblici ma non ce li prendiamo e li investiamo in questa attività. Poi ci sono stati una serie di sponsor, ci sono state una serie di aziende che ci hanno dato su questo una mano, fino alla fine, ma alla fine quando abbiamo inaugurato il teatro, io mi ricordo che avevamo, mi pare, ancora 80 milioni da saldare per riuscire ad avere il contributo. E mi venne in mente, visto che era una chiesa, ho detto: metto in vendita
le poltrone come se fossero i banchi di una chiesa e simbolicamente, e metto in vendita queste poltrone all'epoca 150.000 lire a poltrona, e con questo riuscimmo a, non dico raggiungere tutto, ma una parte la tirammo su, poi facciamo un altro sforzo e siamo riusciti finalmente a ottenere il contributo dall'ex all'epoca BNL che gestiva questi fondi. No, ma infatti, guarda, mentre ti ascoltavo, pensavo alle parole prima di Mary, quando diceva che è un libro utile anche per chi si avvicina adesso, no, al mondo del teatro, al mondo dell'organizzazione, perché è pervaso da una operosità continua, da una creatività organizzativa che è qualcosa di più della resistenza, no? Che è comunque fondamentale. E anche con una serie di intuizioni come quelle che ci hai appena raccontato, ma anche con degli aneddoti molto, molto divertenti. Per esempio, a un certo punto, forse anche per alleggerire un po', puoi raccontare quando dovevate, credo, far passare qualche cosa di impianto sotto il pavimento, e questo pavimento andava smontato senza alterare, perché, diciamolo, era un luogo comunque vincolato dalla soprintendenza, e avete scoperto che sotto c'era qualcosa, no? Certo. Come è andata? Allora, questa è una, diciamo, è una storia vera, ma che fa anche sorridere. Nel senso che l'allora sovrintendente, l'architetto Renzo Mancini, col quale avevamo collaborato, perché tutti i progetti chiaramente dovevano passare anche sotto la sua supervisione, perché la chiesa di San Filippo diciamo, un bene tutelato dallo Stato. E l'intento che poi abbiamo mantenuto era che tutte le opere che noi mettevamo all'interno della chiesa di San Filippo, quindi le opere teatrali, per intenderci il palcoscenico, i camerini, le poltrone, il graticcio, eccetera, dovevano essere movibili. Quindi se quella doveva tornare un giorno ad essere una chiesa o un bene, diciamo, deputato ad altro, bisognava smontarli, e abbiamo costruito tutto quanto in maniera che fosse smontato. C'era il problema di riscaldare un luogo, una chiesa, perché le chiese chiaramente, notoriamente, non erano riscaldate. Infatti nel libro racconto che lì abbiamo allestito degli spettacoli d'inverno con delle stufette a gas che solo dei pazzi potevano fare prima della ristrutturazione. E l'ingegnere che si occupava, diciamo, degli impianti termici mi disse: Massena, guarda, l'unica possibilità di riscaldare questo luogo è di fare un impianto a pavimento, quindi un impianto con delle serpentine dove passa dell'acqua calda e riscalda così la chiesa. Però per fare questo bisogna smontare il pavimento della chiesa. Allora io andai da Renzo Mancini, il quale mi ha detto: vengo domani dal sovrintendente, e mi guardò e mi disse: certo, il pavimento si può smontare, va numerato piastra per piastra, e tieni conto di una cosa: erano e sono tuttora un pavimento in marmo con un disegno particolare, che non era il pavimento originario della chiesa, perché il pavimento originario della chiesa, poi l'abbiamo ritrovato, era in cotto. Dice: lo dovete smontare, numerare e rimontare così com'è, anche perché il disegno di questo pavimento l'ho fatto io. Uno. Due, tieni conto che il marmo rosso è di una cava di Carrara esaurita, quindi non si trova più, quindi se lo rompete, mi ha detto, non devo aggiungere altro. Abbiamo smontato, cioè hanno smontato il pavimento. Una mattina arrivo, passavo tutte le mattine per vedere come procedevano i lavori, e mi fermavo e vedo che nessuno stava lavorando, tutti quanti fermi. Mi vengono incontro gli ingegneri, che era l'ingegner Saggesi, l'ingegner Giuliani e l'ingegner Claudio Santini, e mi dicono: c'è un problema. Dice: no, abbiamo smontato il pavimento, nello smontaggio al centro si è creato un buco, una voragine, e dice: quindi dobbiamo chiamare la sovrintendenza. Cioè, vi giuro, mi sono sentito male. Ho detto: se adesso arriva la sovrintendenza e scopre questo, cioè, ci blocca i lavori, quindi non ne usciremo più. E allora ho preso una scala a pioli, me la sono fatta dare, sono sceso in questo buco con tutti che dicevano: oh, fermo, può crollare, può crollare. Dico: no, devo andare a vedere. Mi sono fatto dare una torcia e là sotto ho scoperto che
quel buco era un buco abbastanza grande perché c'era una specie di camera dalla quale si dipartivano 4 cunicoli. E ho provato ad entrare in questi 4 cunicoli, ma erano crollati tutti quanti. Sono risalito sopra, mi sono fatto coraggio, ho detto devo andare dal sovrintendente, cioè ci dovrà dire, vado in sovrintendenza, mi riceve subito, mi dice adesso fra poco ti mando l'architetto che ha seguito i lavori degli anni 70 della prima ristrutturazione che fu fatta dalla sovrintendenza, lasciata poi a metà perché non avevano i soldi per andare avanti, e da un esperto che verrà a vedere. Loro vanno sotto, scendono, scendiamo insieme, fotografano, eccetera, eccetera, ritorniamo in sovrintendenza e gli chiedo all'architetto, ma che fa? Dobbiamo sospendere i lavori? Mi ha detto, certo che dovete sospendere i lavori, dobbiamo prima capire nei nostri progetti, nei nostri archivi, che cosa c'è lì sotto. E ha detto, ma dico, ci sono dei cunicoli, ma sono sbarrati perché sono crollati e questo lo decidiamo noi. Quindi ritorno a San Filippo e chiedo alle 3 imprese che stavano lavorando di fare altro, quindi di fare, che ne so, di lavorare sui servizi igienici, di lavorare sull'impianto elettrico, di lavorare altro e lasciare così. E ho passato, penso, una delle settimane più brutte della mia vita, finché poi mi chiamò il sovrintendente e mi disse, guarda, quelli sono cunicoli crollati, dovete rinforzare il pavimento, potete proseguire i lavori, adesso vi faccio una nota, dice però non c'è nessun rilievo dal punto di vista architettonico, storico, archeologico che ci possa interessare, quindi lo salvaguardiamo così. E quello ho tirato un respiro di sollievo. Questo ci ha fatto spostare l'inaugurazione da settembre a novembre, quindi diciamo l'abbiamo spostata di 2 mesi, però abbiamo potuto riprendere i lavori e tirando davvero un sospiro di sollievo enorme. Ecco, naturalmente arriviamo al 2009 e quindi arriviamo a quel maledetto 6 aprile? 6 aprile, la notte 6 fra il 5 e aprile. il 6 aprile. La notte fra il 5 e il 6 aprile, lo ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, parliamo del terremoto all'Aquila e in Abruzzo. E parliamo di tante persone che tu poi sei molto generoso nel libro perché racconti anche insomma quei momenti, ricordando anche alcune persone che si sono in qualche modo prodigate, no? Penso al tuo amico dei Vigili del Fuoco, Sì. adesso mi sfugge il nome. Gabriele Miconi. Gabriele. Però la cosa che veramente un attimo mi ha lasciato è quando vai a vedere cosa è successo a San Filippo, che fuori ti sembra che forse non è andata così male, ma invece il teatro aveva subito danni seri. Sì, io sono entrato dentro il San Filippo il 6 mattina verso le 11, accompagnato da un amico, perché diciamo, da quando ci fu la scossa alle 3:32 andai subito in centro, quindi ho dato una mano per quello che si poteva, cercando di tirare fuori persone ancora vive e altre cose, ma queste diciamo che ho un po' di pudore a raccontarle, ma nel libro ci sono raccontate. E la porta non si apriva del San Filippo, quindi abbiamo spinto perché non si apriva, perché erano caduti parte del muro e sono entrato in sala e davvero mi sono sentito male. In quel momento ho avuto la certezza che era davvero crollato il mondo addosso. Casa mia non era più agibile, era venuta giù in parte. Il San Filippo, ho guardato dentro, c'erano sia la facciata che dava su Piazza San Filippo che la parte retrostante il palcoscenico che si erano ribaltate, cioè dalla parte superiore si vedeva il cielo. E la cosa impressionante poi erano alcuni pezzi delle statue che hanno finito sulle poltrone, quindi distruggendole. E lì ho detto, Dio mio, siamo senza casa, senza lavoro, e adesso che facciamo? Che cosa si può fare? Invece su questo, diciamo, passato l'attimo di sconforto, aiutato veramente tantissimo dai Vigili del Fuoco. Innanzitutto siamo riusciti circa un mese dopo, a portare fuori tutto quello che era la parte
che si poteva salvare, quindi l'archivio, una parte dei materiali, poi il resto chiaramente lì. E poi siamo riusciti a farlo rientrare nei famosi 36 monumenti che avevano priorità assoluta per poter essere ristrutturati e restaurati in tempi, diciamo, abbastanza veloci. Ad oggi il San Filippo è quasi pronto. Io ne ho seguito dal 2009 fino alla fine del 2019, diciamo la parte ho dato una mano per quanto riguardava la parte di ristrutturazione teatrale, quindi il palcoscenico, il graticcio, rispetto ai progetti che erano stati presentati, lavorando insieme alle imprese che lì hanno fatto il grosso dei lavori di ristrutturazione, quindi la DIPI, ma soprattutto la direzione regionale dei beni culturali. Quindi ho seguito tutto questo, prima con la speranza di poterci ritornare come uovo, perché dal 2009 fino al 2014, fino alla fine del 2014, inizio del 2015, che l'uovo era ancora, diciamo, vivo come struttura, le nostre conferenze stampa le facevamo all'interno di questo teatro per presentare, per far vedere anche come si sarebbe trasformato. E dopo comunque l'ho continuato a seguire perché lo considero un mio figlio, lo considero una mia creatura. E la speranza è che chiunque andrà a gestire questo spazio abbia la memoria, per questo c'è anche memorabilia, abbia la memoria di chi quel luogo lo ha pensato, lo ha costruito, lo ha ristrutturato, prima del terremoto e dopo il terremoto, avendo la memoria storica di quello che è successo là dentro. Su quel palcoscenico sono transitati artisti che mai avevano messo piede all'Aquila, penso a Enzo Iannacci, penso a Franca Rame, penso al ritorno di Paolo Poli, che proprio non ne voleva sapere di ritornare all'Aquila. Con Paolo ci eravamo conosciuti negli anni 70, quando nel mio periodo universitario ancora indefinito ero a Roma. E lui mi disse: no, io all'Aquila non ci torno, ma più non ci metto più piede. Come ti è venuto in mente di chiamarmi? Mi ha detto Paolo, dico, per l'amicizia che c'è stata in questi anni. Poi ha capito chi era che lo stava chiamando e per 2 stagioni consecutive è stato ospite del Teatro San Filippo, ma anche tanti jazzisti di livello mondiale, cioè Steve Grossman, tantissimi altri, cioè sono entrati e hanno messo piede su quel palcoscenico, quindi dalle compagnie di teatro ragazzi a artisti di fama nazionale e mondiale, e di questo ne sono orgoglioso. Ne sono orgoglioso perché lì, ad esempio, è nata anche l'idea di produrre, al di là di tutte le nostre produzioni con la regia che sono venute fuori da questa fucina inesauribile che è Maria Cristina Gianbruno e di Antonio Centofanti, che veramente sono stati 2 compagni di viaggio per me fondamentali per la mia vita. E lì è nata anche l'idea di realizzare una delle nostre produzioni di non teatro ragazzi, che è La guerra vista dalla luna, con Fabrizio Bentivogli e gli Avion Travel, che per me personalmente, ma per tutti noi, è stato un passaggio, uno step fondamentale della nostra produzione artistica. È uno spettacolo bellissimo, sono d'accordo. No, grazie che in qualche modo hai anticipato quello che ti volevo chiedere, cioè la capacità di reazione che ha avuto l'uovo, come hanno avuto tante altre, diciamo, componenti della città rispetto a questa tragedia che c'è stata. Tu nel libro hai proprio un pantheon di persone, personaggi, figure che abitano il microcosmo di Uovo e vanno mi ricordo Elvio Silvestri, no? Sì. Il poliziotto in pensione che viene a lavorare praticamente ma anche, come dire, alcuni li hai citati come artisti che hanno, diciamo, in qualche modo attraversato le proposte, le programmazioni di Uovo. Ma io per esempio penso a una figura che mi ha fatto molto piacere, che è Maria Signorelli, per esempio, ma sono decine di persone che vengono in qualche modo ricordate
e vengono contestualizzate in questo racconto che diventa in certi tratti quasi epico. Ecco, non ti chiederò di citarne qualche sarebbe, però tra l'altro conoscevo la mania di Corsini del piatto di pasta asciutta dopo Sì. lo spettacolo. È vero, è vero. Era nota tra le cooperative teatrali. Ecco, È vero. ecco, tutte queste persone, no? Tutte queste figure, che tracciato lasciano all'interno di questo, diciamo, di questa evoluzione che poi il libro ha diviso in periodi, no? In fasi. Sì, lasciano una traccia importante. Fra questi ne voglio citare uno che è stato uno dei miei primi incontri della mia attività teatrale professionale e che è stato Pietro Garinei. Quando Pietro Garinei ci chiamò nel 1980, io rimasi di qua, è Pietro Garinei del Teatro Sistina. La segretaria mi dice sì, adesso le passo il maestro. Mi dice può venirmi a trovare a Roma, eccetera. Andai a Roma non sapendo nemmeno il perché. E lui mi dice, ho sentito parlare di questo spettacolo, facciamo che Pinocchio era un burattino, vorrei provare a fare una replica al Teatro Sistina di Roma. Però lei capisce, siete sconosciuti, non vi conosce nessuno, il Teatro Sistina non ha mai ospitato teatro ragazzi, eccetera, eccetera, ma ha detto è un rischio. Poi lei sa, nelle grandi città funziona il concetto del cachet, non del cachet garantito, ma quello del concetto della percentuale, quindi 30-70 detratte le spese. Dice, le sta bene? Dice, oppure ho un'altra soluzione. Dice, potrei garantirle, visto il numero degli attori, il numero dei tecnici, eccetera, eccetera, potrei garantirle un cachet fisso. 1,5 milioni. Ci pensi, ma non mi deve dare subito la risposta. Beh, io invece preso dico, mi fa una proposta del genere, accetto immediatamente il cachet fisso, fai che vengono 20 persone, ma è sicuro? Dico sì, maestro, sono sicuro, ma non ci vuole ripensare, mi telefono domani dopo che rientra. No, dico, prepariamo il contratto, il cachet fisso. Dopodiché tralascio un po' di particolari, andiamo a Roma, facciamo lo spettacolo, un Teatro Sistina, se non erro mi pare che ci abbia 1800, 1700, 1800, 1800 posti. 1600 erotti. 1600 qualcosa. Diviso fra platea e galleria. Il giorno dello spettacolo montiamo, c'è tutti quanti in ansia perché comunque c'era lui che si sarebbe visto lo spettacolo, eccetera, eccetera. E io avevo un po' di paura, c'erano i siparisti, perché all'epoca c'erano ancora i siparisti che mi dicevano puoi sbirciare da qui e vedere, e sentivo questo brusio che aumentava. Alla fine, quando si è aperto il sipario, mi ero andato a sedere in una delle barcacce, ho visto la platea piena e una parte di galleria. Lo spettacolo andò benissimo, alla fine venne lui a farci i complimenti e mi disse può venire un po' da me nell'ufficio. Andai in ufficio e mi disse ma sei, adesso le chiamo Franca, che era la sua segretaria, mi disse Franca quanto abbiamo incassato questa sera? E mi pare che incassarono 9 milioni, 9 milioni e mezzo. Ma detto, vede, lei si sarebbe portato a casa puliti almeno 4 milioni. Io gliel'avevo detto di pensarci, perché io il teatro lo conosco il pubblico, conosco come funzionano le cose. E questo le sia di insegnamento, mai accettare la prima proposta. Ci deve pensare almeno 4 volte. E lui venne poi nel San Filippo, insieme a Iaia Fiastri, lo racconto nel libro, negli anni 90, 94, 95, adesso non ricordo bene, perché c'era un attore che debuttava, Gabriele Cirilli, che poi ha fatto tanta strada, e che lui voleva utilizzare in una sua commedia musicale. E prima di andare via, anzi quando era arrivato l'ho salutato, maestro si ricorda di me? E dice, come potrei dimenticarmene? L'ha imparata la lezione? E questo è stato uno dei tanti personaggi, anche per così degli aneddoti che racconto nel libro. Carmelo Rocca lo hai citato tu, che era davvero il deus ex machina di quello che era lo spettacolo italiano di quegli anni.
e tantissimi altri, cioè ce ne sono alcuni davvero che hanno fatto la storia del teatro, ma che hanno fatto anche la storia dell'uovo. Ne cito uno, cioè, che è un personaggio che non c'entra niente con lo spettacolo, Vladimiro Vodopivec, che era il responsabile della comunicazione di una grandissima casa farmaceutica che aveva una delle sue sedi all'Aquila. Con lui siamo diventati amici, ci sentiamo tuttora, e all'inizio mi guardava con un po' di sospetto. E una delle sue cose è quando io gli raccontavo i nostri progetti: dacci una mano, sponsorizzaci, perché questo, perché quest'altro, eccetera, eccetera. Mi faceva: ma tu sei serio o mi racconti tante palle? Ho detto: no, no, ma io, guarda, tu puoi vedere, dico adesso, fra un po' di tempo prendiamo il San Filippo e lo ristrutturiamo, eccetera, eccetera. E lui un giorno d'estate si presentò durante i lavori di realizzazione di San Filippo e mi disse: ma li hai trovati i soldi per chiudere tutto questo lavoro, tutta questa baraonda? Dici: sì, in parte, ma me ne mancano ancora un po'. E lui mi guardò e mi disse: ti porto una buona notizia. Non ti do soldi, ma ti do quello che è una parte delle cose che voi dovreste comprare. Ti garantisco che ti darò tutta la stoffa per realizzare il sipario, tutti i tendaggi, la mantovana, l'arlecchino, eccetera, eccetera, perché la nostra ditta, fra le varie consociate, c'è anche quelle che realizza dei tessuti antifiamma. Dico: mi stai dicendo davvero? E lui mi disse: ma certo che io dico davvero, mica racconto le palle come te. Dice: tu fammi sapere di quanti metri ne hai bisogno e avrai questo. Quindi davvero ci sono personaggi che hanno attraversato la strada dell'uovo, che ne so, la Swatch Italia, tanto adesso lo possiamo dire, che era quella che faceva, che tuttora c'è, e che faceva flick flack l'orologino per i bimbi. Ci sponsorizzò per 3 stagioni perché nel libro lo cito, ritenne che il nostro modo di fare teatro era una possibilità per loro di fare promozione della cosa, ma di farla in maniera corretta e seria, e quindi non utilizzare, avere un approccio diretto con i ragazzi senza avere un approccio mediato dalla televisione che comunque li raggiungeva. Però in questa maniera si hanno inventati una storiellina sul tempo che poi portava appunto alla promozione del loro prodotto. Senti, abbiamo quasi esaurito la nostra ora. Sì. Ecco, volevo solo chiederti due cose proprio rapide. La prima è naturalmente un po' l'epilogo, no? Quindi la fusione che è derivata sostanzialmente poi dal DM del 2014 e quindi anche il rapporto con lo stabile. Tra l'altro anche lì c'è qualche passaggio divertente, no? Agli inizi assegni, come dire, Sì. no, assegni a vuoto. Ma a parte questo, ecco, magari forse un passaggio dobbiamo fare perché è un capitolo del libro che in qualche maniera descrive poi che cosa è accaduto, no? Alla fine di tutto quanto. Sì. Per me questo è un capitolo molto, molto doloroso, perché l'idea della fusione fra l'uovo e il teatro stabile è un'idea che era stata lanciata nel 2009 da Salvo Anastasi, il quale che cosa aveva detto? In una città disastrata nel post-sisma come l'Aquila, senza gli spazi teatrali, l'Aquila è sovradimensionata, cosa che io dico nel libro, ma sin dall'inizio, perché l'avevo sempre detta questa cosa, è sovradimensionata come istituzioni culturali rispetto al bacino di utenza, nel senso che c'era uno stabile pubblico, uno stabile innovazione, un'orchestra sinfonica che è una ICO, una società dei concerti fra le maggiori d'Italia, i solisti aquilani e più tutto il circuito. Quindi stavo parlando per un bacino fra Comune dell'Aquila e zone periferiche, comuni che comunque ruotano su quella che è la città dell'Aquila, di circa 100-110 mila abitanti, quindi c'era veramente un sovradimensionamento enorme. E lui disse: dobbiamo trovare il modo, disse Anastasi, di
percorrere la via delle fusioni, perché in questa maniera rafforziamo. E io ho creduto in questo progetto e ci ho creduto e continuavo a crederci fino alla fine del 2015, poi la cosa è andata in altra maniera. Continuavo a credere perché la fusione con lo stabile dava la possibilità loro di aumentare la produttività, dava la possibilità loro di avere quei numeri che erano necessari per arrivare al riconoscimento come TRIC, e però io la immaginavo come un contenitore che avesse al suo interno più anime, quindi la possibilità di continuare con il teatro ragazzi, la possibilità di continuare con l'innovazione, perché in quegli anni, erano 3 anni che noi avevamo cominciato a collaborare con Giorgio Barberio Corsetti, abbiamo prodotto degli spettacoli insieme a Fattore K che poi hanno circuitato sia in Italia che all'estero, quindi di portare avanti questi progetti. Poi non è stato così per tutta una serie di motivi che io imputo in parte alla politica, perché la politica è stata disattenta. Prima ha spinto affinché si facesse questa fusione e ha spinto fortemente. Tutto quello che racconto è testimoniato da resoconti stampa, documenti, eccetera, e li ho voluti mettere apposta perché ci fosse non solo memoria, ma anche memoria della verità in questo progetto. E poi non è stato così, cioè il progetto dell'uovo è stato sgretolato a partire dal 2016 e forse questo è stato uno degli input che mi hanno dato la forza di scrivere questo racconto, perché volevo che ne rimanesse la memoria. Poteva andare in un altro modo, non è andato così per disattenzione della politica e per una gestione, dico, superficiale e una gestione incapace di chi in quegli anni ha gestito lo stabile pubblico. Cioè, c'è a questo punto, cito quello che ha scritto un giornalista: lo stabile si arricchisce di un laboratorio di oreficeria. Speriamo che tutto questo non si trasformi in qualcosa che non vorremmo vedere nel futuro. Io tutto quello che ho fatto lo rifarei, dico nel libro, e lo dico nell'epilogo, perché l'uovo non è morto, è rimasto il progetto, e il progetto artistico ha validità al di là di quelle che sono poi le storie, e per questo volevo una memoria. E una cosa, prima nelle nostre chiacchierate abbiamo citato Esther Rossino, che qui voglio ricordare, che lavora all'Archivio di Stato di Catania, e lei mi ha dato un'idea che adesso, appena sarò in sesto, voglio percorrere, e che è quella di donare all'Archivio di Stato dell'Aquila tutto l'archivio storico dell'uovo, quindi dai ritagli stampa, i documenti, eccetera, perché di questo ne rimanga memoria, insieme al libro e in questi documenti che chiaramente andranno ad arricchire la storia, perché chissà, fra 100 anni, se a qualcuno venisse in mente di ricordare che cos'era il Teatro San Filippo, come si faceva teatro all'Aquila, ci sia la memoria. Questo anche perché l'Archivio di Stato è stato utile anche a me nell'86, quando ho dovuto fare delle ricerche per capire che cos'era la chiesa di San Filippo, da dove proveniva, qual era la storia, e quindi voglio che di questo ne rimanga una memoria tangibile. Bene, allora, visto che è riapparso anche Enrico in video, non so se lui aveva magari qualche domanda anche lui prima di chiudere, o se magari c'è qualche domanda che è arrivata da chi ci ascoltava. Allora, Lucio, domande no, sono arrivati apprezzamenti di vario titolo per l'esperienza organizzativa e artistica, nonché umana, portata avanti per decenni da Antonio e dai suoi collaboratori. Mi sentite? Io sì. Sì. No, volevo fare, diciamo, una riflessione rispetto purtroppo all'epilogo che l'uovo ha avuto con la fusione con lo stabile dell'Abruzzo, perché vicino a noi c'è un'esperienza simile, cioè Pontedera Teatro, che anch'esso era uno stabile di innovazione, non per l'infanzia e la gioventù in quel caso, che una volta fusosi con il Teatro della Pergola nel giro di pochissimo tempo
non ha lasciato traccia, no, della sua esperienza, e anche quella è un'esperienza quarantennale di grande prestigio, perché comunque c'era passato Grotowski, avevano relazioni internazionali con il World Center, e quindi questa disattenzione che Antonio diceva della politica, io la rivedo anche in quell'esperienza, perché si è in qualche modo dato la possibilità a un teatro un pochino più patinato, un pochino più attento ai facili consensi, di inglobare delle esperienze invece che sapevano stare in relazione con le persone, con gli spettatori, con la cittadinanza, in un'ottica anche di stimolo culturale e di linguaggi innovativi. Per cui credo che i Benvizi facciano in qualche modo già una prova, sia l'esperienza del luogo per come è terminata e anche quella della Fondazione Pontedera Teatro. Questa politica delle fusioni che forse, scusate se divago un attimo, però che forse nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche poteva avere un senso, perché avevano anche delle esigenze economiche e strutturali enormemente più significative rispetto a un teatro stabile di innovazione. Nel caso, diciamo, del teatro di prosa, del teatro contemporaneo, forse non era così corretta come linea guida, e in questo senso ci sono stati delle conseguenze negative che mi dispiace constatare già a pochissimi anni di distanza, perché appunto stiamo parlando di 5-6 anni fa. Sì, sì, certo. Ma io la cosa, così per concludere, che voglio dire è che queste sono state operazioni finalizzate non tanto al consenso, ma purtroppo al reperimento del riscontro economico, perché comunque l'uomo ha portato in dote contributo ministeriale, contributo regionale, contributo del comune che è passato dall'altra parte. E qui, rispetto a quello che è successo con Pontedera, c'era un'emergenza, quindi era più giustificabile il concetto della fusione, del lavorare insieme, perché comunque c'era anche un discorso diciamo, del post-terremoto, quindi con la carenza degli spazi, con anche un pubblico da riportare a teatro, perché adesso stiamo vivendo col Covid, poi ne riparleremo quando ci sarà la possibilità di riportare il pubblico a teatro. Diciamo che dopo il terremoto c'era la paura di rientrare nei luoghi chiusi, perché comunque c'erano altri pensieri, che erano quelli di ricostruire la città, c'era la ricostruzione di tutto, quindi questo fatto della fusione io la vedevo in maniera, ho sbagliato, forse in questo ho sbagliato, perché mi sono fidato della politica, e questo mi sarà di insegnamento per quello che mi resta da vivere, di non fidarsi mai dei politici, nel senso che i politici, una volta che hanno ottenuto lo scopo, poi si dimenticano di quelle che, se vi andate a rileggere nel libro, quelle che sono le dichiarazioni dei politici al momento della conferenza stampa in merito alla fusione, dicono da qui nasce un nuovo teatro, da qui avremo più forza, da qui 10 giorni, ma no 5 anni dopo, 10 giorni dopo se ne erano dimenticati. 10 giorni dopo avevano cancellato con un solo colpo di spugna quello che è stato un progetto artistico autonomo fatto in questi anni, con tutte le persone che hanno attraversato. Cioè, per concludere, un pensiero sicuramente va a tutti i nostri collaboratori che hanno lavorato all'interno dell'uovo, gli artisti, gli organizzatori. Alcuni di loro non ci sono più. 2 attori, Bartolomeo Giusti e Daniele Fracassi, non ci sono più perché sono morti in questi anni. Una nostra organizzatrice, Antonella Rapagnani, non c'è più. Però di loro c'è la memoria, e questo libro, ripeto, Memorabilia,
memoria e memorie. E spero che l'archivio di Stato dell'Aquila conservi tutto questo e poi lo custodisca, diciamo, per un prossimo futuro. Infatti arrivavano in chat messaggi Sì, ho di visto, ogni tanto il vedo. nostro Franco Snoser che Sì. saluto da dov'è che si trova. Bene, allora direi che possiamo chiudere qui. Allora, invitiamo le persone che ci hanno ascoltato veramente a leggere il libro perché è una lettura che merita, è appassionante, lo dico veramente con il cuore. Tra l'altro è un libro che si legge anche velocemente, quindi come dire, ma forse merita anche di essere letto con qualche pausa di riflessione rispetto appunto alle cose che emergono dal racconto di Antonio. E quindi io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi per adesso, poi faccio chiudere a Mary e a Enrico, magari come padroni di casa. Certo. Ecco, ok. Allora, mentre aspettiamo che Mary rientri per i saluti, io ci tengo a ringraziare chi ha seguito questo incontro, ci tengo a ringraziare molto Lucio Argano per la disponibilità, la gentilezza e competenza e ad Antonio con cui secondo me abbiamo dato corpo a un progetto che per lui e per tutti quelli che hanno avuto a che fare con l'uovo ha un'importanza anche affettiva estremamente alta. Era un libro che in qualche modo era già stato anche pensato, ho cercato di dare anche il mio contributo dal punto di vista dell'editing, di come poteva essere veicolato meglio, perché mi sono fin da subito affezionato anche io al pensiero di voler tramandare questa esperienza davvero unica e significativa. Ecco. Nel momento in cui Mary si è alzata, proprio. Allora dico io l'ultima cosa, un ringraziamento, così poi concluderà Mary, un ringraziamento veramente di cuore a Fondazione AIDA, a Enrico Falaschi della TT Villus, a Lucio perché Argano che è stato, diciamo, quando mi è arrivata dopo neanche tanto tempo, mi pare una quindicina di giorni, 15-20 giorni, la sua presentazione, la mia cosa ho detto, ha letto il libro e sono contento che lo ha letto, perché non è stata una presentazione tanto così, di solito, sai, si chiede, fammi la presentazione, eccetera. No, è una presentazione che coglie nel segno quello che ho scritto e quello che volevo lasciare. Questa è la prima presentazione che facciamo via web. Io spero, appena saremo in presenza, due ne vanno fatte sicuramente. Una all'Aquila, perché comunque è dove è vissuto, dove è andato avanti il progetto, dove ha mosso i primi passi il progetto artistico dell'uovo e tutto il progetto organizzativo e via dicendo. E l'altra è Trento, che è la mia città, nella quale una parte di storia, specialmente sia prima ma tanto nel post terremoto, è stata realizzata, perché la provincia autonoma di Trento, con tutti gli amici, da Franco Stosa che citavi tu prima, Fabrizio Spadaro ed altri eccetera, ci hanno consentito davvero di superare quei 2-3 anni difficili del post sisma, rimboccarci le maniche, e grazie a loro ci siamo riusciti. Quindi grazie a tutti. Io Adesso non so se mi sentite, scusate, sì, ho avuto un problema perché stavo ascoltando in contemporanea Vimeo, Facebook e a un certo punto non si tiene proprio più niente. Allora, volevo ringraziarvi anch'io e è veramente stato un piacere avervi qua. Insomma, è stato un onore per me perché comunque ci avete scelto, quindi per noi è importante.
e ascoltarvi, anche se in contemporanea, perché sto diventando veramente tecnologica all'ennesima potenza, è stato molto interessante. Spero che sia stato anche interessante per gli spettatori che ci hanno seguito numerosi. Grazie ancora a tutti. Grazie a Ciao. voi. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao a ciao. tutti. Ciao a Ciao. tutti, grazie. Ciao.